Hai visto quanti messaggi? No. Hai visto che macello? Mamma mia, da dove partiamo? Guarda, aspetta, te li faccio leggere un po'. Partiamo da... dov'è qua? Questo era l'ultimo del... andiamo qua, perché sono arrivati tanti. No, questo qua niente. Eccolo qua. Allora, leggi tu, vai. Ciao Mary, grandissima artista con un'orchestra in metro favolosi, top. Luca, grazie. Firmatevi. Aspetta, vediamo chi c'è. Questo è Luca, un certo Luca, firmatevi. Poi... Vorrei salutare la cara Mary Rinaldi, grande amica e bravissima cantante. Ciao Mary, sei grande, un saluto a tutti voi, Patrizia Monachesi. Grande Patrizia. Che bello. Io le voglio un bene incredibile alla Patrizia, ed è una brava cantante e anche bassista. Ah, che brava. Sì. Ciao Mary, sempre carichissima. Carichissima. Ti aspettiamo. Roberto. Beh, Roberto è il ragazzo con il quale io scrivo la maggioranza dei miei brani. Quindi un musicista. Musicista, cantante, era quello che faceva la parte di Celentano nel video che abbiamo visto prima. Che bravo. Ciao Roberto. Chitarrista, uomo country. Complimenti. Beh, questo lo conosce anche Daniele, chi non lo conosce, Daniele Spolon. Buongiorno Fabio. Ciao Daniele. Alla mitica Mary, se possibile vorrei ascoltare la canzone Come un sogno o Quiero amor. L'abbiamo vista prima Come un sogno. Ti voglio... Qual era? Comunque c'era il brano che hai richiesto tu, l'abbiamo visto prima. Daniele. Quiero amor, sì, era Quiero amor. Aspetta, andiamo qua, poi Iole da San Martino. Ciao Iole, certamente. Salutiamo Mary, una canzone è già pronta, ti dedichiamo questa carissima. Poi andiamo su. Ciao Mary, quando vieni nel Veneto a farci ballare. Ampeglio da Loreggia, ciao Ampeglio. Appena riaprono le sale da ballo. Guarda, tutti, anche le feste quest'anno è un po' difficile, ma comunque dai, vediamo. Bravissima Mary, delle canzoni ti seguiamo sempre. Cristina. Grazie Cristina, grazie mille, belle canzoni, grazie. Poi un saluto alla carissima Mary Rinaldi e ai Metro, che bello il Metro però, mi piace questo. Piace come Metro? Sì, veramente. Che ci hanno sempre fatto ballare alla grande, adoriamo le tue canzoni, non vediamo l'ora di sentirti quelle nuove. Chi sei? Grazie mille. Aspetta, lo conosci? Grazie Vediamo mille, chi. Sì, Emilio. Grazie mille. Firmatevi sempre. Ciao Mary, sentirti cantare è sempre un piacere, sei un raggio di sole che riesce ad illuminare anche i momenti più bui. Un bacione da Silvana, detto Rottamata? Da Ferrara, la conosci? Vabbè, rottamata no, magari si vedo la foto. Vediamo se c'è la foto, so. Vediamo. Comunque parole belle, Ah no, c'è il suo cane. C'è un cane. Il suo cagnolino. Questo è Silvano, caro. Ciao Silvano, buongiorno bellissimi, ciao Fabio con la brava ospite Mary, un abbraccio forte, Silvano Furlesco. Ha scritto anche simpatica, perché non l'hai letto? Ha risaltato apposta. Ha scritto la simpatica Mary. Lo so, chiedo scusa. Ciao Silvano, ciao Silvano. Ci ha anche fatto le foto, hai visto? Sì, ce le manda sempre. Bravissimo, lo so che lui fotografa lo schermo. Certo, confermo tutte le belle parole, bellissima persona e grande artista. Un bacione a Mary e ad Roberto. Cristina Corecà. Cristina Corecà, sì, dice caramba. Cristina, grazie. Ciao Cristina, grazie. buona giornata. Una donna dolcissima, anche suo babbo. Facciamo così, questi sono tantissimi, li leggiamo dopo Mary perché siamo un po' così con i tempi. Io direi andiamo col prossimo video tuo e poi rientriamo ancora con Mary Rinaldi. Volentieri. Mambo Swing è scritto da Paolo Domeniconi della Baccano Edizioni, Mambo che ho fatto 3-4 anni fa con una coreografia anche lì abbinata di un gruppo di Bologna di ballerine maestre e insieme per il ballo. Quindi, però questo dovrebbe essere credo il videoclip originale, quindi ci sono io. Lo guardiamo, Mary Rinaldi, a dopo. A dopo. Tutta questa storia che mi fa impazzire.
sai a dire, basta orecchie via non c'è santo. Dai fascino amore a sorriente, pregiudevolissime datemi un martello che lo voglio dare, prisa in colinensi malciosa, adesso voglio stare da sola, pregiudevolissime datemi un martello che lo voglio dare, prisa in colinensi malciosa, adesso voglio stare da sola con te. Dimmi dai che ami solo me, balli questo mambo che mi fa impazzire. Dimmi dai che tu balli per me, balli questo mambo che mi fa morire, balla questo mambo che mi fa impazzire. Ma senti bimbo mio che c'è? No, no, non ci penso più a te. Se non vuoi capire cos'è, non importa perché, altro avrai da fare per me. Balla ballerino, quanti passi che fai, non ti fermi mai. Cioccolate, fiori, biglietti con gli auguri, non servono a comprare gioie, ma dolori. Tu, un uomo sì, tu, ma non così. Vai bene per la notte, ma di giorno poi no. Non voglio più vederti perché non lo so. Balla ballerino, quanti passi che fai, non ti fermi mai. Cioccolate, fiori, biglietti con gli auguri, non servono a comprare gioie, ma dolori. Se sballo con te, io rischio perché la testa fai girare, adesso non lo devi fermare, è quel momento giusto che mi fai volare. Vai bene per la notte, ma di giorno però non voglio più vederti perché non lo so. Vai bene per la notte, ma di giorno però non voglio più vederti perché io lo so. Vai bene per la notte, no, non ti fermare, è quel momento giusto che mi fai volare. Beh, guarda, complimenti, cioè, veramente simpaticissimo, simpaticissimo Mary. Grazie Fabio, grazie. Oggi, amici cari, allora Mary Rinaldi per un'altra mezz'oretta, poco più, insomma, fino alle 14:30, un ospite eccezionale perché mi sto accorgendo veramente fuori dalla diretta che è una persona bella, una persona simpatica. Grazie. Non sono sviolinate né niente, è bello parlare con te. Io sono così. Certo, certo. Allora Mary, un po' di curiosità, come quando sei partita, come è nata la tua passione? Parliamo un po' di te, dai. Allora, la mia passione è nata quando forse avevo 3-4 anni, perché io... Giovanissima? Sì, giovanissima, ma non tanti anni fa però. Sì, lo so, hai 18 anni compiuti da poco. Sì, lo so. Quando cantavo in casa, mi ricordo che ero bimbetta, e cantavo con, hai presente il soppeso delle tende? Sì, esatto. Il boccione.
Esatto, io lo utilizzavo prendeva come il microfono, mi mettevo davanti allo specchio e cantavo le canzoni. Già da giovane, quindi c'era questa... Sì, perché io in quella casa lì ho abitato fino ai 5 anni, per cui ho ricordi di quella casa, quindi avevo meno di 5 anni, quello sì me lo ricordo. Quindi la passione è nata subito, anche perché mia mamma cantava, le piaceva quindi... cantare, mi ha trasmesso la passione per la musica. Bello. La prima volta sopra un palco oppure di fronte a un pubblico? Allora, la prima volta sul più o palco meno, insomma, con... No, me lo ricordo benissimo, con la band del paese, eravamo una cover rock. Avevo 15 anni, gli Screamers, gli urlatori. Ho cantato dal vivo con loro Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. 11 minuti di... Sì, perché è lunga, lunghissima, però bellissima. Un'emozione che per vincere l'emozione mi diedero un mignon, quelli di Amaro Montenegro, ovviamente io non bevevo e quando cantavo intanto ero un po' così, però mi è piaciuto, ero allegra. Dopodiché ho capito che non era il caso, perché poi continuando a cantare, cioè se avessi dovuto sempre bere. Esatto. No, dopo vado acqua. Quindi hai iniziato con il rock allora? Sì, esatto. Lo ami ancora? Assolutamente sì. Sì. Quindi se dovessi scegliere, devo cantare di fronte a un grande pubblico, il tuo genere preferito allora sarebbe il rock? Non mi dispiace, però ho avuto anche un quintetto di bossa nova e standard jazz, ho partecipato a un gruppo di musica latina, eravamo in 14 con tutta la sezione fiati, facevamo salsa, musica latina. Ho avuto per un piccolo periodo un quintetto di jazz facile, standard jazz, orecchiabili. Diciamo, certo. Poi sì, ho avuto molte collaborazioni sia con musicisti che fanno liscio, sia che invece con un'esperienza proprio anche brani da discoteca come vocalist, oppure come ho prestato la voce per tante cose, anche delle opere teatrali, sì. Sì. Ho fatto un po' di tutto, mi piace sperimentare. Quando una proprio è, come si può dire, padrona della propria voce e sa esprimersi completamente, può appunto, diciamo così, girare in qualsiasi genere musicale. Brava Mary. Hai visto qui che casotto che abbiamo combinato, che hai combinato? È tutto intasato. Esatto, un carissimo saluto alla nostra super sexy. Hai ragione. Chi sei? Mary Rinaldi, dai suoi fan di DOS. Sì, sono... Avete ragione, è una bomba sex. Ma cosa dice? Cosa? Ma dove? Hanno ragione, ho già capito chi sono i fans di Dosso. Grande Mary, sei la numero 1, ma firmatevi sempre. Fabio, grazie. Ciao Fabio, sempre parte della compagnia. Questo che ci saluta, sempre Daniele, guarda che bel cuoriccione bello grande per te. Ciao Mary, come promesso questa mattina ti sto guardando, sei bravissima e bellissima, un caro saluto a te e al bravissimo Fabio, complimenti a tutti e due. Giuliano da Bottrighe. Ok, grazie. Ciao Giuliano. Ciao Giuliano, grazie. Che tesoro. Sì, ma sono tutti, guarda che carini che sono. Guarda quanti invece, quanti. Allora, vediamo qua. Mary. No, lo dico. La rottamata sono io, Silvana, anche l'amica di Patrizia. L'amica di Patrizia. Mamma mia, ma perché la rottamata? Sì. Perché il messaggio si riferiva, ora capito. Ciao Silvana, un abbraccio, Cari. Allora, vediamo qua. Ciao Mary, sempre bellissima, quando si potrà ti aspettiamo a Canale Italia. Baci, Gianfranco e Daniela da Rubano. Grazie. Va bene, quando si aprirà un po' tutto. Appena si potrà. Appena si potrà, certamente. Allora, aspetta, cosa ascoltiamo? Cosa guardiamo? Innanzitutto ti faccio vedere, Mary. No, questi no, cos'è? 2. Allora, aspetta. Decidiamo il video così? Sì, in diretta, Mary. Vuoi qualcosa di carico o qualcosa di romantico? Lo spazio è tuo. Ok, cosa abbiamo ascoltato adesso? Prima era tutto bughi, quindi era carico. Esatto. Ascoltiamo Aria che respiro. Allora, dov'è? Che invece è una chizomba romantica. Allora dai. Poi dopo di nuovo ritorniamo con una più carica. Brava, ci coccoliamo un po'. Mary Rinaldi, Aria che respiro. Dopo. L'aria che respiro, l'acqua che disseta, io respirandoti
finalmente vivo quello che vorrei. Chiamami se vuoi, io risponderò, per te io ci sarò. Scrivimi di te, forse non lo sai, quello che tu sei. Aria, tu sei per me quello che cercavo. Aria, tu sei per me passione, vortice, senza alcun limite. Tu sei per me l'amore. Chiamami se vuoi, io risponderò, la notte ci sarò. Resta qui con me. Aria, tu sei per me l'aria che respiro adesso. Aria, tu sei per me passione, vortice, senza alcun limite. Tu sei per me l'amore. L'amore che non ho provato mai. Tu sei per me. Tu sei per me l'amore. Certe notti resto sveglia e penso dove sei. Al lavoro sulla spiaggia, forse insieme a lei. E quel mambo che ballavo insieme a te in città. Era ieri, forse oggi, forse mai, chissà. Solo la fantasia di riaverti qua. Far l'amore con te stasera, poi domani chi lo sa. Ma che caldo che fa, che profumo che c'è, la tua pelle bagnata che si attacca contro di me.